suggerirsi, tanto per divertirsi, tanto per sognare. Ad esempio, tanto per cantare. Orchestra Popolare Aniene. Per fa la vita meno amara mi so comprato sta chitarra e quando il sole scende e muore mi sento ancora cantatore. La voce è poca mantonata, non serve a fare una serenata, ma solamente a far maniera di farmi un sogno a prima sera. Per cantare, perché mi sento un friccico nel cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi ce nasca un fiore, fiore dei là, che mi ricordi verso il primo amore, e sospirava le canzoni mie, e mi rincontrò di le bugie. 1, 2, 3, 4. Canzoni belle e appassionate che Roma mia ma ricordate, cantate solo per dispetto ma con la smania dentro al petto. Io non vi canto a voce piena ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora per me nessuno si innamora. Dove cantare, perché mi sento friccico nel cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi ce nasca un fiore, fiore dei là, che mi ricordi verso il primo amore, e sospirava le canzoni mie, e mi rincontrò di le bugie.
Infatti, e come diceva il mio caro amico Nino Manfredi, e m'accompagno da me, anche se voi insomma siete in ottima compagnia, Dario, siete un bel gruppo e quindi musica tradizionale, popolare che continua ad andare avanti. Sì, Il vostro primo obiettivo? Sì, noi portiamo avanti il progetto della musica romana e napoletana, siamo forse uno dei gruppi che... Però la vostra particolarità è quella che durante le vostre serate, concerti e quant'altro, quindi si alterna musica ma anche lettura di poesie, Sì, anche di Trilussa, poesie, di Totò, esatto, di Aldo esatto. Fabrizi. Ecco, proprio il 18 giugno inizieremo proprio un tour per i teatri e presentiamo un progetto che praticamente è musica, arte, c'è proprio un artista che disegna, non so, noi cantiamo una canzone romana, fa un disegno di Alberto Sordi, oppure una canzone napoletana fa un disegno Insomma, di è Totò. una particolarità. Ma proprio E a tutto questo però si aggiunge proprio da questa sera, Da quindi questa sera? ufficiale, non più ufficiosa, la presenza anche di Valeria, che è una notissima cantante jazz partenopea. Sì. Quindi inizia da questa sera, Valeria, questa bella collaborazione. Sì, loro sono un gruppo pieno di energia, voglia di divertirsi. E poi tu porti il sole della Campania. Sì, quindi... un po' di Campania, un po' di Napoli. Insomma. Benissimo, bravi. Grazie. Tra l'altro so che si è complimentato con voi anche Renzo Arbore, quindi c'è anche un video che si può vedere su Facebook. Facebook, Insomma, sì. buone cose. Restate con noi, adesso devo chiamare